Da spettatori a protagonisti nel dibattito aspro sulla presenza del lupo in provincia di Belluno, in special modo in Alpago, dove i sindaci la scorsa settimana all'ennesimo avvistamento di un branco in paese hanno invitato la popolazione a non uscire di casa alla sera, si inserisce l'associazione Io non ho paura del lupo, una rete di persone attive dalle Alpi agli Appennini, abitanti di piccoli paesi, pastori e contadini, legati a un'idea di territorio dove montagna e modernità sanno coesistere insieme. È necessario, afferma il vicepresidente Francesco Romito, avviare un percorso condiviso utile alla conoscenza dei grandi carnivori e poi intervenire sui sistemi di prevenzione anche se non rappresentano la ricetta perfetta. Sono degli strumenti di lavoro che consentono di mitigare il danno, naturalmente richiedono un aggravio di lavoro per gli allevatori che è un aggravio importante che deve essere, considerato. In Alpago, spiega Romito, il lupo è presente stabilmente da almeno 3 anni. Questi animali occupano territori molto ampi e quello che sta accadendo è un fenomeno del tutto naturale che avviene da oltre 50 anni nel resto d'Italia e da circa 30 sulle Alpi. Di storie di prevenzione ce ne son tantissime di grande successo e bisogna ripartire da quelle, smettendo di pensare al fatto che il lupo come è arrivato sparirà un domani. Il lupo è un animale che è tornato per rimanere, e quindi bisogna anche ragionare su questo. E quindi basta alimentare le paure dei cittadini con la disinformazione e i proclami di dubbia efficacia, afferma l'associazione. E quindi il nostro invito è quello di rivolgersi agli enti, alle istituzioni che danno una mano a chi vuole mettere in opera dei mezzi di prevenzione. Ci sono un sacco di c'è un sacco di supporto da questo punto di vista. Speriamo insomma che anche in Alpago, si lavori un po' di più sulla prevenzione, specialmente anche in quei contesti in cui ci son pochi animali, in cui sicuramente rispetto ai grandi allevamenti è un po' più facile mettere in opera questi strumenti.